e ti prometto amore che non sarò per te né una donna né un uomo e tanto meno un ruolo né un gioco di società. Ciao, noi siamo i Corimè, lui è Roberto, io sono Maurizio, il nostro cognome è Giannone ed è unico perché siamo fratelli. E siamo siciliani di origine, di Marsala per l'esattezza, e niente, abbiamo iniziato molto giovani a suonare e poi molto presto questa nostra passione è diventata il nostro lavoro. E all'età di 19 anni per me, 23-24 per lui, abbiamo deciso di lasciare la Sicilia per cercare di nuove esperienze, insomma di arricchirci da ogni punto di vista e niente, così è nata questa esperienza, definiamola europea, perché prima abbiamo scelto Berlino, poi comunque siamo stati anche in altre città, abbiamo suonato un po' in giro. Nel 2006 siamo tornati in Italia. Nel 2003 siamo tornati in Italia, abbiamo collaborato ancora con altri musicisti, nel 2006 nasce il progetto Corimè e da lì insomma poi partono varie altre collaborazioni, la scrittura di alcuni pezzi che raccolgono un po' tutta l'esperienza che abbiamo raccolto negli anni, per cui cerchiamo di far confluire in questo progetto appunto tutte le varie influenze che abbiamo raccolto negli anni appunto. E, che altro dire? Ci chiedevate di Musicultura, è il secondo anno per noi, siamo venuti l'anno scorso e ci siamo trovati molto bene perché c'è una grande serietà, professionalità, il palco è bello, la situazione tecnica è bella, il livello è veramente alto. Noi abbiamo avuto la fortuna di essere stati scelti l'anno scorso, poi purtroppo per noi, ma perché comunque c'è un livello molto alto, quindi è anche un bene, ci siamo fermati proprio in questa fase e quest'anno abbiamo deciso di riprovarci. Per nostra fortuna ancora siamo stati presi ancora una volta e siamo ancora qui di nuovo a riprovarci, sperando che possa andare un po' meglio, mal che vada sarà stata un'altra magnifica esperienza in quello che forse si può dire è veramente uno dei pochi festival in Italia che fa le cose per bene, che funziona veramente bene. Per cui niente, grazie di tutto e buon ascolto. E se le nuvole venissero giù a pezzi, scaldate e sciolte da una pioggia rossa, e se l'acciaio si sciogliesse, ridiventando acqua, vorrei che si restituisse la fantasia, dove il sudore è come il sangue, che si ripulissero dalla melma nera, quel cibo e quel sorriso. Rassi di potere innamorato di un amore egoista che non emana luce al di fuori delle proprie quattro mura, ma è stanchi di osservare e possedere il mondo da dietro senza guardarlo neanche in faccia, affossandogli la testa. E se per loro non c'è Dio, non c'è religione, ci resta solo la speranza di chi riflette l'amore, quello vero sugli altri come fossero specchi oculati dal vento ad illuminare il mondo di notte e di giorno.